Ben arrivati nel nostro spazio di approfondimento, di conoscenza o di rinfrescamento delle idee con il senatore Antonio De Poli. Grazie di essere qui con noi, senatore. Candidato del centrodestra per il Senato, Collegio di Padova, candidato Noi con l'Italia UDC. E allora io ho sottolineato centrodestra e poi Noi con l'Italia UDC, comunque lo vedremo anche alle sue spalle il monitor che ricorderà ai nostri telespettatori il partito per il quale lei si candida, proprio per precisare un po' la collocazione, per creare delle certezze, far chiarezza chi avesse un po' di confusione che si è ingenerata nel tempo, un po' ovunque. Allora, Noi con l'Italia, UDC, e UDC ci mette ben presente lei, centrodestra, sì, ovvero? La nostra è una scelta, faccio vedere anche per correttezza, nel collegio uninominale di Padova. La nostra è una scelta di campo ormai fatta per quanto ci riguarda da qualche anno, lo ribadisco perché anche questa mattina e anche nei giorni scorsi, girando meglio per i mercati o trovando degli amici, delle persone, ci chiedono: ma se Casini è a sinistra, voi siete a sinistra? Assolutamente no. Con Casini la nostra storia si è divisa già ormai da più di qualche anno, lui ha fatto scelte personali completamente diverse, noi siamo rimasti nel campo, nel percorso del Partito Popolare Europeo, che in Italia assieme con Forza Italia è il progetto dell'area moderata che vogliamo costruire, quindi con la certezza di essere all'interno del centrodestra, quindi un centrodestra che oggi si propone di governare il nostro paese, di avere chiaramente una maggioranza tale da poter dare governabilità e certezze rispetto ai nostri programmi e ai nostri progetti e stabilità. Il Paese ha bisogno di stabilità e credo che questo sia un aspetto fondamentale negli ultimi anni, perché c'era l'Europa, perché c'era lo spread, perché sono state fatte delle situazioni, senza entrare nel merito, che però hanno portato ai giorni d'oggi, dove i cittadini con molta confusione, purtroppo, e questa è stata una grande colpa nostra e della politica, non ci hanno capito più nulla. Oggi queste elezioni riportano con chiarezza chi sta con chi. Per quello che ci riguarda, noi con l'Italia UDC siamo nel centrodestra assieme a Forza Italia, Fratelli d'Italia e con la Lega, proprio per ridare al Paese una prospettiva di futuro, una chiarezza di impostazione e fare delle scelte chiare per far ripartire l'economia e le attenzioni verso le politiche sociali, e verso le politiche alle famiglie, verso le politiche dei più deboli, che non sono le politiche di una sinistra che le fa chiacchierando, urlando, ma poi concretamente non le fa. Con la nostra presenza, come lo era nella storia, ricordo infatti storicamente voi avete sempre incarnato il mio percorso di assessore regionale alle politiche sociali qui nella nostra regione del Veneto, dove le politiche sociali erano politiche della regione, quindi politiche istituzionali sì, ma con un'appartenenza ben chiara e specifica di chi la portava avanti. Ecco, noi concretamente anche oggi ridiamo all'interno del centrodestra la sensibilità, l'attenzione verso quelle che sono le politiche alle persone, alla solidarietà e all'attenzione alle fasce più deboli della nostra popolazione. Ognuno di noi fa la propria parte, ecco, noi facciamo in modo particolare assieme con tutti gli altri la sicurezza, no, ma adesso affrontiamo, guardi, tutti questi temi. Ecco, però ecco, volevo chiarire questo aspetto perché è un aspetto importante di trasparenza e di chiarezza rispetto ad oggi di dove ci proponiamo e come ci proponiamo i nostri elettori. Guardi, senatore, siccome lei è estremamente chiaro e preciso e anche sintetico, 4 marzo, giornata delle elezioni, sostanzialmente cosa deve fare il cittadino? Perché c'è appunto questa coalizione di centrodestra, ma pochi hanno chiarezza cosa dovranno andare a fare. Sì, la legge elettorale vorrei dire un po' complessa, nel senso ci sono collegi uninominali di coalizione che vengono supportati da tutti i partiti di quella coalizione. Oggi, per non sbagliare, qualsiasi sia anche l'appartenenza, quindi andiamo anche fuori da noi, per non sbagliare qualsiasi sia l'appartenenza basta solo fare una croce sul proprio simbolo del proprio partito, così si vota sia la quota proporzionale e sia la persona che è nell'uninominale. In tutti e due i sensi il voto va a tutti, quindi non fate doppi segni, non votate come il comune il candidato di una parte e il partito dell'altra, perché viene annullato. Oggi
io faccio questo paragone perché ce l'ho in mano. Se voi volete votare il centrodestra, votate con una croce uno di questi 4 simboli. Una volta che li avete votati, chiaramente va sia ai candidati del partito di rappresentanza, sia il candidato uninominale della coalizione. Quindi, nel suo caso, ad esempio, nel mio caso, se votate Noi con l'Italia UDC, votiamo sia il partito con i candidati del plurinominale, che nel caso specifico votate anche il sottoscritto, che invece è il candidato di tutto il centrodestra. Quindi è abbastanza semplice. Una croce sul partito di appartenenza, qualunque esso sia. Chiaramente io lo faccio per quello che mi riguarda, ecco, però in maniera molto, molto seria e concreta, basta che fate una croce sul partito di appartenenza. Ecco, si può votare anche il candidato uninominale, chiaramente, bisognerebbe fare una croce sul candidato uninominale e una croce sul partito di appartenenza. Ecco, l'unica differenza potrebbe essere questa, ma diventa complessa la cosa. Però ecco, se volete votare un candidato, lo potete fare mettendo anche lì la croce sul candidato uninominale, non chiaramente nel partito, perché caso pensate alla persona, non il partito e cose di questo genere. Questa è l'unica differenza che si può fare rispetto invece al contesto che tutti i partiti di tutte le coalizioni di qualsiasi genere stanno proponendo chiaramente ai propri elettori. Quindi assolutamente. Questo è l'aspetto, se no corriamo il rischio di avere schede annullate, che ci saranno. Speriamo di no, comunque di andare a votare è molto importante fare una propria scelta responsabile, consapevole. Andiamo ad vedere le consapevolezze o i timori, le paure degli italiani, di chi vive il nord-est, chi vive il nostro territorio, ce ne sono diverse, quindi sicurezza per il futuro eccetera. Un tema molto caro, lo si sa, ai cittadini, è quello delle tasse. Nei programmi, perché pochi conoscono i programmi, nei vostri programmi che voi propugnate, legato al tema delle tasse c'è anche quello dell'autonomia, quindi voi sostenete l'autonomia, questo lo sottolineo perché non tutti ne sono a conoscenza, cioè la sua posizione a questo riguardo, e quindi come si lega con la tassazione? La mia posizione è ben chiara, noi abbiamo votato chiaramente per l'autonomia del Veneto in maniera convinta e decisa, anche con tutta una serie di iniziative a sostegno chiaramente della proposta della Regione Veneto e quindi anche del suo Presidente, ma in modo particolare a sostegno dei milioni tra l'altro di cittadini che sono venuti a votare per il sì all'autonomia del Veneto, e su questo ne siamo totalmente convinti sia al momento del voto che oggi ancora di più nella trattativa con lo Stato centrale. Anzi, io credo che una volta ogni tanto anche noi veneti dovremmo fare uno sforzo per far squadra. Non è una delle nostre peculiarità più forti, perché noi tante volte rimaniamo sempre divisi rispetto ad altre regioni che invece quando hanno questioni territoriali riescono a portare a casa i loro obiettivi. Io credo che oggi bisogna fare una squadra dei veneti per raggiungere l'obiettivo che assieme con la nostra regione, ma con quello che ci hanno chiesto i nostri cittadini veneti, di portare a casa l'autonomia e quindi avere tutta una serie chiaramente di prerogative importanti, tra cui i problemi della tassazione, quindi maggiori risorse, minor tasse, maggiori aiuti chiaramente per far ripartire la nostra impresa. Ricordiamo che la nostra impresa, l'impresa artigiana, la piccola impresa agricola, il piccolo commerciante, non abbiamo le grandi industrie per il 99% qui da noi. E queste sono quelle che sono state purtroppo dalla crisi le più tartassate, quelle che hanno avuto più problemi. D'altronde la classe media, che era in un certo qual modo il ceto che portava benessere al nostro Veneto, ma anche a livello italiano, che era, la classe ricca era così, la classe media era così, la classe povera è così. Purtroppo la classe media si è molto ristretta, allargandosi però purtroppo la classe che è andato sotto, e quindi credo che noi dobbiamo far ripartire l'economia, ridar lavoro. Far ripartire le nostre imprese significa dar lavoro ai nostri figli che se ne stanno andando in tutto il mondo, ma anche facendo dei lavori che possono trovarli anche qui, tipo quella meglio del cameriere o di altre cose, che sono lavori come tutti gli altri, che non c'è nulla da dire, ma lo vanno a fare a Londra. Perché? Dico a Londra per dire una città, perché dà prospettiva. Perché dà prospettiva, brava. E qui se vengono qui a fare questo lavoro non hanno prospettiva. Noi dobbiamo dare una prospettiva, un futuro ai nostri giovani, ma anche a noi stessi, all'età matura cosiddetta. Dobbiamo dare prospettiva e dobbiamo dare certezze alle nostre mamme,
ai nostri papà, assolutamente, ecco, alle nostre nonne che non sanno più se domani possono ancora avere quei sostegni oggi di una vita di lavoro o un sostegno sociale o sanitario che è necessario. Quindi noi dobbiamo far ripartire l'economia, dare fiducia ai nostri cittadini, e sulla fiducia dobbiamo far sì che i nostri giovani ritrovino quella forza che per caso avevamo noi 20 anni fa, per far ripartire quello che è il vero tessuto delle nostre città. Voi avete parlato di flat tax, sì. Aliquota unica 27% fino a 75.000 euro, la proporzionalità è sancita dalla Costituzione, per cui bisogna garantirla, e poi un'estensione della no tax area, proprio per stare con i piedi per terra. Quindi questo è un po', ci spieghi questo aspetto, e anche il discorso dubbio di molti cittadini, maggiore autonomia alla regione del Veneto, ma le risorse a volte a Roma, questa parola risorsa non funziona, non passa tanto. Lei che poi a Roma c'è stato anche per lungo tempo, conosce anche delle dinamiche che sulle quali ci può fare chiarezza. No, noi abbiamo fatto una proposta proprio intervenendo non solo con l'aliquota unica, chi parla del 20, del 23% eccetera, ma bensì un primo intervento strategico proprio per aiutare quella classe media, il piccolo imprenditore, il libero professionista, quella che è proprio il tessuto veneto del nord territoriale che lavora eccetera, per dare la possibilità di poter ripartire, e quindi fare un'aliquota unica al 27% da 15.000 a 75.000 euro, quindi levando la tassazione intermedia del 38% e del 41%, proprio per dare una possibilità di ripresa. E credo che questo è un primo intervento strategico, che non è l'arrivo finale della no tax area, ma sia una partenza per far ripartire tutto il ceto medio, tutti quelli che in questi anni hanno avuto una grande difficoltà. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti. E l'altro aspetto è quello da portare da 8.000 a 12.000 euro appunto l'intervento, proprio per ridare anche qua la possibilità di non avere una tassazione fino a 12.000 euro, perché dopo i grandi, tutte le parole anche in inglese eccetera, tanti non riescono a capire le cose. Fino a 12.000 euro non c'è tassazione, questi sono gli aspetti importanti, e credo che questo sia un intervento che si può fare immediatamente per far ripartire tutta l'economia del nostro territorio, del Veneto, ma ancora di più dell'Italia, in maniera tale che si ricomincia a dar lavoro, si ricomincia a ripartire. Se c'è economia ricominciano a girare le risorse, e che significano i denari. Se ci ricominciano a girare i denari, riparte tutto il mondo produttivo, riparte la possibilità di trovare lavoro, riparte la speranza del futuro, ripartono chiaramente di conseguenza tutte le nostre attività di vario genere nei territori. Voi vorreste agire anche sul cuneo fiscale, perché sappiamo che questo è un aspetto su cui tanto si è parlato, ma concretamente pensate di farlo? Perché le persone delle parole poi... Noi anche qui... Come? Rispetto alle grandi proposte, via tutto, noi pensiamo che già con una riduzione del cuneo fiscale del 6% raggiungiamo un obiettivo di avere una ripresa anche qui delle nostre imprese importante. Perché questo significa ridurre il costo del lavoro, significa che l'imprenditore intanto vede una prospettiva anche qui di ripartenza, e di conseguenza ricomincia ad assumere, perché ridurre il cuneo fiscale vuol dire ridare la possibilità di riassumere le persone, avere una maggiore possibilità di assumere, quindi dar lavoro sia ai nostri giovani, ma anche a tante persone di 40, 50, 60 anni stesso, che oggi non trovano più la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. Questo significa far ripartire il mondo del lavoro, e di conseguenza dar prospettiva, lo dicevamo prima, anche per quanto riguarda la tassazione. Questo in parallelo, lavoro, tassazione rispetto a tutta l'impresa e al mondo del lavoro, vanno a braccetto proprio per far ripartire tutta la macchina che chiaramente oggi è ferma per tutti i problemi che abbiamo avuto di crisi fino ad oggi. Ecco, qui lei ha parlato di famiglia, detrazioni fiscali anche per la famiglia, perché voi volete porre l'accento anche alle famiglie che hanno più figli, famiglie che vivono la difficoltà, e con difficoltà poi mi rilascio a quello che è stata una sua esperienza di tantissimi anni, anche una lotta importante sul fondo per la non autosufficienza, che via via si è andato smarrendo per strada in certo qual modo, anzi i contenuti di questo fondo. Quindi per la famiglia che cosa, e per chi ha difficoltà che cosa? Sì, noi crediamo che
il nucleo comunque fondante della nostra società sia proprio quello familiare. Al di là delle grandi discussioni etiche che per noi sono fondamentali e importanti, ma credo che l'istituzione, la politica non possa non tener conto di tutto questo, ma se noi pensiamo che nei momenti di crisi chi ha retto tutto questo sono stati per caso i nonni o i papà o le mamme rispetto ai propri figli che avevano perso lavoro, che non ce la facevano più, che non avevano, per caso che avevano dei bambini, non riuscivano a starci assieme perché dovevano andare a lavorare. Cioè, quindi i problemi della famiglia sono i problemi della nostra società. Aiutare la famiglia significa aiutare la società a crescere e di conseguenza avere un benessere chiaramente importante. L'introduzione del quoziente familiare significa anche dare la possibilità alla famiglia con più figli e quindi la famiglia di far figli, non solo da un punto di vista di amore, di percorso di vita eccetera, ma anche da un punto di vista di sostegno reale e concreto, perché oggi se c'è un unico che lavora, un'unica persona che lavora, prende 1.200 euro al mese, un figlio anche da un punto di vista proprio normale ci sono dei costi e se uno fa un figlio deve avere anche la capacità chiaramente di potergli dare la miglior possibilità che ha per quello che è il suo sangue, per quello che è il futuro di ognuno. Per poterlo fare. Quindi il quoziente familiare significa aiutare le famiglie che hanno più figli in modo tale che chi ha più figli viene chiaramente inserito nel reddito totale della famiglia e quindi viene detassata e quindi c'è anche la possibilità di far ripartire le nascite in qualche modo, perché tanti dicono sì io vorrei, però come faccio? Dall'altra parte il lavoro, io vorrei sposarmi, mettermi assieme, ma come faccio se non ho la possibilità domani mattina, non so, se ho un lavoro, se ho una casa, se domani posso fare un mutuo, no? E se tutto questo, se le 3-4 cose che dicevamo prima non si mettono insieme una con l'altra, che riguarda la parola stabilità rispetto a un governo, a un percorso, che significa dar certezze e dar futuro, una prospettiva ai nostri cittadini, ma a ognuno di noi, non riusciamo nemmeno a partire. Quindi questi sono 4-5 punti che, anche se diverse fra di loro, sono collegati, perché partiamo dalla persona, dalla famiglia, dal lavoro, dall'impresa e di conseguenza dalla società con tutto quello che ci va dietro. Misure quindi concrete e ben precise. Andiamo in pubblicità. Io comunque vi invito, perché il programma esiste su web, quindi invito a vedere il programma, a leggerlo, è facilmente scorrevole, insomma sono alcune paginette, perché giustamente i contenuti poi precisi e dettagliati per ogni singola situazione sono ben descritti nel vostro programma. Andiamo in pubblicità pochissimi secondi, poi ritorniamo, abbiamo dei temi caldi da affrontare, immigrazione, sicurezza, insomma vediamo che cosa ne pensa il nostro senatore. Sempre con il senatore Antonio De Poli, candidato nel centrodestra al Senato, collegio di Padova e dintorni, zona Terme, poi zona della Bassa Padovana, eccetera, via scendendo, candidato Noi con l'Italia UDC. Riprendiamo il filo del discorso. Io l'avevo lanciato un assist perché lei con tanti anni di assessorato alle politiche sociali della Regione del Veneto ha fatto una bella esperienza, ha fatto un'azione molto importante e lotta per il fondo della non autosufficienza. Qualora vincesse il centrodestra, lei per queste persone in difficoltà, fondo quindi per un'autosufficienza e poi persone in disagio sociale e altre patologie. Io ricordo una frase che ribadisco sempre, ma anche poi non solo a parole ma anche su fatti reali. Certi valori non hanno colore di appartenenza, oppure appartengono all'arcobaleno, cioè chi ci crede porta avanti questi fatti. Ero assessore regionale politico e sociale, ho fatto battaglie importantissime come conferenza delle regioni, come Regione Veneto, contro l'allora ministro del centro-sinistra che era la Turco, ad esempio contro la tossicodipendenza, cioè contro la liberalizzazione. Per me droga è droga, ad esempio. Ho fatto battaglie importanti contro il governo, noi del centrodestra, contro il centrodestra, ma non contro il governo, ma contro dei provvedimenti che stanno facendo, ad esempio sul fondo della non autosufficienza, sui tagli che stavano facendo, rimettendo e riportando a casa con tutte le regioni di tutti i colori
che hanno ribadito la nostra posizione per portare a casa ad esempio le risorse per aiutare chi? Il fondo della non autosufficienza significa aiutare i nostri genitori, le nostre mamme, i nostri papà che hanno bisogno, che per caso vanno in strutture sociosanitarie oppure per l'assistenza domiciliare oppure tutta una serie di provvedimenti che sono fondamentali e essenziali, oppure per i nostri ragazzi con disabilità. E credo che questo sia uno degli aspetti proprio di dignità della vita della nostra società e non possiamo dimenticarci di questo, anzi per me sono priorità, questa è la prima di qualsiasi altra cosa. E quindi anche oggi il fondo dell'autosufficienza ormai si è ridotto a pochi milioni di euro che in Italia diviso per tutti gli italiani, voi pensate cosa sono veramente piccole cose, bisogna riportarlo ai bisogni veri della nostra società e questa è una delle grandi battaglie che noi abbiamo, come altrettanto quelle che sono le politiche verso i nostri figli e quindi in questi giorni vediamo in Italia ad esempio tutte le scuole cosiddette, alle scuole materne, i nostri asili volgarmente parlando, perché sono le scuole paritarie, più del 60% in Veneto ad esempio sono scuole di tradizione cattolica, quindi cosiddette non pubbliche, ma sono le scuole che formano e fanno crescere i nostri bambini, cioè non si può tagliare, non si può pensare alla scuola privata che è quella dei ricchi eccetera, qui parliamo di due cose completamente e nettamente diverse e tutti noi sappiamo che l'asilo del nostro piccolo comune, della nostra piccola frazione, la scuola materna lì è quella dove ci vanno i nostri figli, non è che vanno quelli dei ricchi, vanno tutti ed è giusto che sia così e queste vanno salvaguardate, non tagliate come qualcuno anche in questi giorni da Rovigo ha fatto l'appello cancelliamole tutte in Veneto le scuole paritarie e mi riferisco a un esponente dei 5 Stelle che ha detto questo, le scuole paritarie in Veneto vanno salvaguardate. E su questo avremmo fatto i muri per salvaguardarle, non cancellarle. Queste sono le differenze sostanziali dei nostri programmi, ma ancora di più di quello che noi pensiamo, di quello che è il nostro pensiero, ma meglio ancora del pensiero, quello che è il nostro DNA nella salvaguardia di quelle che è la specificità del nostro territorio. Ecco, e aggiungendo a questo, chiaramente non posso dimenticare le persone con disabilità, mi scuso se mi sono un po' accalorato su queste cose, ma sono battaglie che, come dicevo prima, non hanno partiti, ma hanno dei valori. Ci sono persone in tutte le parti, tutte che ci credono e persone in tutte le parti che per caso non ci credono. Io credo che dalla nostra parte ci sono più persone che ci credono su questi valori che di quelle che non ci credono e quelle che non ci credono faremo di tutto perché ci credano e questa è la nostra battaglia esterna ma anche interna rispetto a chi non crede a queste cose, perché questo è l'aspetto perché noi ci proponiamo anche in politica. Ecco, un'altra, lei si è agganciato automaticamente, quindi affrontiamo adesso la questione. Voi volete riportare, potenziare quella che è la medicina del territorio, che diventa fondamentale, molto importante e che però, anche se c'è stata una riforma sanitaria non di poco conto, però purtroppo la medicina non si è attivata, questa territoriale. Su cosa ne pensate al riguardo, come pensate di agire e poi l'ospedale di Padova, grande tema che però sta a cuore a tantissimi cittadini a livello trasversale. Ma io credo, parto dall'ultimo per agganciarmi all'altro aspetto, l'ospedale di Padova è l'ospedale di tutti, cioè l'ospedale di Padova è sì l'ospedale nostro, dei padovani, ma anche l'ospedale del Veneto e forse per molti aspetti anche quello di riferimento di molti italiani, se non anche dell'estero, perché ospedale di eccellenza dove abbiamo l'università con tutta la ricerca altrettanto d'eccellenza e credo che questo sia un aspetto che non possiamo permetterci di perdere, al di là del luogo dove viene fatto. Io sono poco appassionato del luogo, devo dire. L'importante è che venga fatto, doveva già essere fatto per quello che mi riguarda, quindi venga fatto immediatamente, si costruisca quella che è l'eccellenza padovana in Italia e nel mondo. Con che risorse? Cioè le risorse? Le risorse in parte sicuramente ci sono a livello regionale perché la regione le ha già messe, in altra parte quelle che mancano anche a livello nazionale secondo l'ex articolo 20 dobbiamo intervenire per farle chiaramente arrivare a un punto d'eccellenza nazionale europeo. Quindi lei ci mette l'impegno. Ma sicuramente su questo ci sono delle cose che non è questione di destra, sinistra, centro, d'altronde io come dicevo prima sono candidato della città di Padova, di tutta dei colli, del Conselvano, del Montagnanese, Estense, Monselicense e di tutto il Piovese, quindi
è un collegio veramente vasto, ma altrettanto credo che l'aspetto della città di Padova, della riunire la città in tutte le sue forze politiche e sociali, nel mondo cattolico, nel mondo dell'imprenditoria, a qualsiasi dell'associazionismo eccetera, attorno alla risoluzione dei problemi, di alcuni dei problemi, tra cui l'ospedale di Padova, è essenziale al di là di colori. Tutti vogliamo l'ospedale di Padova. E tutti vogliamo che l'ospedale di Padova, al di là delle mura dove viene fatto, funzioni, perché potremmo avere i muri più belli di questa terra anche in dialetto veneto, ma se non ci sono gli operatori, dai medici agli infermieri, agli assistenti, agli operatori sociosanitari, a tutto l'apparato anche amministrativo che fa funzionare questa cosa, e deve funzionare bene, a tutti quelli che fanno la ricerca, perché l'università ricerca è all'eccellenza quindi le risorse si impegnerà per far sì che arrivino, perché il problema è sempre di soldi. Certo, una volta che definiamo questo benedetto, passatemi questo termine, posto dove va fatto, partiamo e ritorniamo con l'eccellenza sanitaria padovana, che è un'eccellenza che non può andare dispersa per questioni di burocrazia o politiche, dove si fa l'ospedale meglio a est, a ovest, ormai centro, sembra che sia deciso, quindi deciso questo, se qualche notizia mi sembra buona andiamo avanti, concludiamo e ripartiamo con forza. L'università c'è, la parte sanitaria c'è, i cittadini sono sicuro padovani c'è, altrettanto per quello che mi riguarda la politica c'è, per raggiungere l'obiettivo di portare a casa l'ospedale di tutti, che è l'ospedale di Padova. Le varie questioni che si sono aperte per la medicina del territorio, come può risolverle Roma, tra virgolette, e si chiede al cittadino se comunque a livello territoriale ci sono queste difficoltà oggettive? Certo, io credo che intanto, voi sapete che la sanità è una delle materie che in questi giorni si sta dibattendo rispetto anche all'autonomia del Veneto, quindi questo è un aspetto prioritario di raggiungimento dell'obiettivo. Autonomia, sanità, che significa anche poi percorsi di intervento strategico rispetto alla medicina generale, i medici di medicina generale, rispetto alla medicina del territorio, rispetto alla medicina territoriale e domiciliare. Quindi voglio dire, c'è un innesto fra le due cose che è fondamentale. Io credo che il raggiungimento oggi almeno di alcune materie, tra cui quella della sanità, nelle prime materie di cui stanno dibattendo in questi giorni, di cui noi ci siamo a fianco del Presidente Zaia per raggiungere l'obiettivo, può risolvere anche di conseguenza, perché possiamo direttamente intervenire rispetto anche a quella che è la medicina del territorio. Io credo che questa sia una delle cose importanti. Mi fermo su questo aspetto perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo dell'autonomia, e quindi se l'autonomia, come credo ed è giusto che ci sia, una delle prime materie è quella della sanità, quindi si risolve in questo modo a livello territoriale, a livello del Veneto, e quindi non pongo come si può risolvere a livello nazionale, perché credo che questo sia l'obiettivo primario che noi oggi abbiamo. Assolutamente. Nei vostri programmi si parla comunque, poi centrodestra, quindi allargato, di immigrazione e di sicurezza. Più che l'immigrazione comunque è percepita la sicurezza, una percezione altissima, c'è anche un'indagine recente, 70% degli italiani 71% si sente insicuro, cioè non sono dati da trascurare, magari è una percezione, è un dato di fatto. Magari purtroppo ci sono tantissime persone che non denunciano neanche certi fatti perché ormai sono sconfortati. E lì come potete agire? Perché legato a questo tema c'è anche la giustizia, una giustizia operativa e applicazioni delle pene in modo certo, non che dopo 2 o 3 giorni la persona sia fuori. Credo che sia uno dei temi più dibattuti, più difficili, in modo particolare se partiamo da quello della giustizia, la certezza della pena. Credo che sia uno degli aspetti primari per quanto riguarda la giustizia italiana, e questo serve per rendere sicuro il cittadino, non solo rispetto ai problemi di immigrazione e di microcriminalità, ma anche rispetto ai propri percorsi che uno ha. Se uno sa che c'è fa un reato, c'è una pena certa, prima di farlo ci pensa bene, e non tutte le scappatoie. Se andiamo in altri stati dove la certezza della pena
è abbastanza, non voglio dire totalmente certa, ma è abbastanza certa, sicuramente alcune cose non verranno. Io credo che dobbiamo intervenire con la giustizia. Seconda cosa, forze dell'ordine che devono avere lo stesso vigili eccetera nelle grandi città per chiaramente dare più sicurezza ai nostri quartieri, alle nostre città, ma anche riqualificazione veramente importante di alcune zone. Cito l'Arcella o la stazione di Padova, per citare due zone, per non parlare di altri comuni della bassa padovana eccetera, dove insistono situazioni molto importanti, ma quindi una riqualificazione certa, ma completamente, dove si deve dare una riqualificazione da qui a 10-15 anni, quindi qualcosa di nuovo, completamente diverso, per riportare, come abbiamo visto in certi quartieri in grandi città di tutto il mondo, che sono diventati da quartieri o da periferie malfamate a diventare una delle zone più belle della città stessa o dello Stato stesso. Siamo giunti al termine, però lei sull'immigrazione due parole me le deve dire. Che cosa abbiamo dei dati inquietanti a questo livello? 7.000 rimpatri soltanto a fronte di 20.000 respingimenti nel 2017, sbarchi a gennaio, superato soglia 4.800, dati Frontex. Sono allarmanti. Che cosa ne pensate? Tutti gli immigrati clandestini dobbiamo trovare le modalità per rimpatriarli, e altrettanto la revisione del Trattato di Dublino. Non possiamo permetterci che tutti quelli che accedono nel nostro territorio poi rimangano qui. Quindi si deve rivedere completamente il Trattato di Dublino per far sì che chi accede deve essere ridistribuito chiaramente in tutto il resto d'Europa. Prima cosa però di tutto questo, dobbiamo fare un intervento strategico per fermarli nelle proprie terre di appartenenza, con anche una qualità della vita, voglio dire, certa, ecco, diciamola così, però nei propri paesi di origine, perché sennò corriamo il rischio di oggi non farcela più. Solo una cosa, ma le risorse dove le trovate? Le risorse si trovano se si vuole, come tutte le cose, se c'è la volontà di poter risolvere i problemi. Quindi possibile... Su questo c'è la volontà di risolverli e si trovano anche le risorse. Senatore, in bocca al lupo per la sua campagna, e a voi notate cittadini grazie di averci seguiti. Io vi invito comunque nel sito, attraverso anche i motori di ricerca, a trovare informazioni, leggere i programmi, perché leggendo i programmi le persone si possono fare le idee un po' più chiare su quello che è il pensiero che viene espresso dalle coalizioni. Stiamo parlando di coalizione di centrodestra. Senatore Antonio De Poli, candidato al Senato, collegio di Padova e limitrofi, candidato Noi con l'Italia, UDC. Buon proseguimento.